33 minuti dopo le 8 del mattino. Senta che bel pezzo di Sting. Senta, alza Fabio, alza DJ Fabietto che è meraviglioso. Questo è per risvegliarsi. 391 414 2741. Usate questo numero di WhatsApp ma anche di SMS per mandarci i vostri messaggi. Magari al risveglio, così vi alziamo il volume. Sì, non fare altri gesti, Si intitola questa canzone? Si intitola questa. Englishman Englishman in I don't know. Dove guarda? I don't know. Dove guarda? I don't know. Dove guarda ogni I volta? don't know, non lo Guardi, so. i nostri meravigliosi amici in regia hanno fatto partire, lei non se n'è neanche accorto, ma in realtà neanche io prima, un contributo, ecco, guarda in camera, c'è scritto. Bravissima, per lei, è proprio una scritta che serve per darle almeno un input, anche se lei non lo vuole fare. È che sovente devo guardare te, capisci? Certo. Il problema è lì. Guardi, perché io mi non conosco, beo, giuro, mi l'ho detto riverbero anche in apertura. del tuo fascino. Sì, capisci? L'ho detto anche in apertura, non conosco una faccia da paracarro peggio come il mio della sua, non la conosco. Ma hai visto quel cane prima? Sì, era molto più bello e più affascinante di lei. Bravo, però vi volevo assomigliavate. lì. Domani mattina tanto avremo modo di nuovo. Guarda, di sarò incontrarci. feroce anch'io come questo Certo. cane. Andiamo all'ospite avanti. di questa puntata Adesso di mi devo martedì. girare, la devo Torna. vedere, Sì, vabbè, si giri, che vuol Si dire? giri, guarda Torna là. con noi la nostra pedagogista di fiducia, Daniela Noli. Buongiorno, Buongiorno Daniela. Daniele, sempre più bella e più fresca. Rientrata, Eccolo attenzione, qua. con un'ape in Mamma studio. mia! Attenzione, c'è un'ape su Giornata Questo non è un'ape. produttiva. sulla coscia Ma di com'è Daniela. possibile, C'è guarda? un'ape, non so. Una Evidentemente. Vespa, cos'è? Ah, una Vespa? Ma Sì, cos'è? una lambretta, 125 sì. o Una 150? lambretta. Oltre una Vespa. No, non è una lambretta, Sì, è una Vespa Vespa, che non è un'ape. che in questo momento la Non sta è sicuramente laboriosa. importunando. Sì, vediamo un po' di portarla Attenzione, fuori. fatela, Sì, fatela uscire di là. la porta. Fatela uscire, fatela andare in regia, così In voglio regia vedere possono cosa succede aprire, da quelle lo so. parti. Vediamo dopo. Lasciamo la Vespa che gira in studio. Qua sotto. Qua sotto, adesso non faccio tutta la puntata a segnalare dov'è la Vespa, chi se ne frega, non ho capito. Com'è andata la Pasquetta, Daniela? Molto bene, grazie. Hai ancora da smaltire? o- Direi di sì, qualche oretta di sonno, però va bene, insomma, vabbè, ci insomma. sta, ci sta. Pranzo, dov'eri? Sì, Dov'eri? domanda, dov'eri a Pasquetta? Dove hai trascorso la A Pasquetta? Pasquetta con i miei suoceri e poi nel pomeriggio a Pula con degli amici. Oh, ok, quindi insomma in famiglia sia Pasqua Sì, che Pasquetta, assolutamente nonostante sì. tutto il detto lei l'ha sfatato. Natale con i tuoi, Pasquetta con chi vuoi, in realtà in parte. Mezzo e mezzo, Mezzo e mezzo. non abbiamo scontentato nessuno. Salutiamo, Bravissima. fatemi salutare un Giuseppe. Io ho letto i commenti che hanno lasciato sotto la tua Sì. foto. Uno dei Giuseppe, ma anche altri che nel mezzo, appunto, a me e a lei, caro presidente, essendoci una bella donna come Daniela, diceva questo Giuseppe che ci fai gli sfiguri. In effetti ha ragione. Lei doveva stare da sola, probabilmente. Li ho pagati, li ho pagati. Con noi Li a hai pagati, fianco, buono, certo. con noi a fianco un po' più fatica, ecco, a far sì che anche Daniela prenda tutto il merito che deve prendere. Sono orgoglioso di stare al suo fianco. Sì, ma il fatto che questo Giuseppe diceva proprio che ci fanno quei due lì, tu sei Come sarebbe a meravigliosa. dire? Andiamo a mitigare la cosa. Dai, fammelo vedere. Dov'è? Allora, torniamo al discorso che ormai da 3 settimane abbiamo aperto per quanto riguarda la pedagogia. Sì. E se abbiamo parlato nella settimana appena finita, prima di Pasqua, di minori che purtroppo arrivano addirittura al suicidio per induzione da parte dei bulli e quindi di bullismo, e poi anche di risse tra giovanissimi, perché 16 anni sei giovanissimo, oggi cerchiamo di capire dove le istituzioni potrebbero arrivare per arginare questi fenomeni. Ma le istituzioni potrebbero fare moltissimo, intanto perché con legge numero 8 del 2011 è stata istituita la figura del garante, è una figura che esiste già a livello nazionale, 16 regioni hanno già istituito questa figura, poi però di fatto non hanno nominato il garante. Questo garante che cosa fa? Dovrebbe coordinare tutta l'attività che riguarda non soltanto i bambini ma anche gli adolescenti. Dovrebbe essere un po' un tramite sul territorio per verificare tutto ciò che viene fatto e anche segnalazioni eventualmente in casi di abuso piuttosto che di problemi appunto di bullismo o di cyberbullismo a questa persona. Purtroppo, ripeto, la Regione Sardegna ha emanato la legge, però poi di fatto non ha nominato un garante, ma questo è un po' un problema generalizzato a livello nazionale.
Poi, Scusa, ma perché a livello politico non sono troppo convinte probabilmente? Ho qualche dubbio io, per le mie esperienze. Sì, infatti diciamo che la figura del pedagogista non è valutata Esatto, come dovrebbe, bravo, perché bravo. Volevo dirti questo, torniamo non un è po' al valutata. discorso che abbiamo fatto nelle puntate precedenti, si confonde sempre il pedagogista con il ruolo dello psicologo, Esatto. quindi si dà lo spazio allo psicologo piuttosto che all'assistente sociale, piuttosto che all'educatore, ma che sono tre figure completamente diverse da quelle che è invece il pedagogista. Per esempio in Emilia-Romagna c'è un ottimo esempio di valorizzazione della figura del pedagogista, perché è istituito a livello proprio regionale la figura del coordinatore, del pedagogista, che sovrintende tutto ciò che riguarda per esempio la formazione anche di chi va poi a insegnare all'interno delle scuole primarie dell'infanzia. Quindi perché non istituirla anche qui? Voglio dire, di best practice in Italia ce ne sono tante, basterebbe semplicemente copiare e eventualmente migliorare in base a quelle che sono le esigenze del territorio. In Sardegna io penso che questa figura avrebbe un ruolo molto importante per tutte le situazioni che stiamo vivendo di disagio, soprattutto sociale. A me l'immagine che questa Pasquetta, prima lo dicevamo con Ignazio Caddeo, ci fosse qualcuno a fare la doccia, a lavarsi in una fontanella, al di là della pedagogia, è comunque di disagio, fortissimo disagio. Non so se poi la pedagogia dovrebbe entrare anche sotto questo profilo, no? Intervenire anche sì, a questi livelli, cioè nel senso, quanto il pedagogista lavora a fianco a chi si occupa appunto di aiuti, o comunque il comune con i servizi sociali lavora a fianco a un pedagogista, oppure il pedagogista esiste? Dovrebbe. Infatti, Magari dire. ci sono, però è casuale, cioè non c'è proprio la valorizzazione della figura in sé per sé. Non c'è manco la cultura, detto fra noi, politica. Non c'è la cultura politica. È un dato oggettivo, esatto. sì. No, assolutamente ma lo so sì, molto bene, mentre che me ne sono invece occupato nel passato di queste cose, quindi parlo con cognizione di causa. Beh, vabbè, teniamo conto del fatto che già in linea di massima non c'è l'attenzione al giovane. Esatto. Non c'è più neanche il Dipartimento della Gioventù, il Ministero della Gioventù che venne formato con la Melandri. Parliamo venne abolito, mi pare. Venne in qualche modo prima modificato, poi adesso non se ne sente neanche più parlare. Questo è sintomatico di quella che è la non o la scarsa attenzione nei confronti dei giovani. Poi non dimentichiamoci che la figura del pedagogista non si occupa soltanto di bambini e di giovani, ma anche di adulti, certo, perché accompagna i genitori in quello che è il processo educativo. Lo ripetiamo ogni puntata, ma è Sì. doveroso, no, è doveroso, No, perché no, c'è è- poca informazione sotto questo profilo. È fondamentale, Cioè, cioè un genitore nel momento in cui ha dei problemi e non sa come gestire l'educazione del proprio figlio, voglio dire, non c'è niente di cui di vergognarsi, perché i genitori non si nasce. Certo. Si nasce con la capacità di mettere al mondo dei figli, poi però il ruolo genitoriale è altra cosa. Ecco che qui dovrebbe subentrare il ruolo del pedagogista, così come il ruolo del pedagogista dovrebbe essere imprescindibile nei casi di separazione o di divorzio, perché Certo. sarebbe un supporto e un accompagnamento anche attraverso la mediazione familiare. Certo. Ma ancora potrebbe fare il mediatore scolastico proprio in quei casi in cui parlavamo proprio la settimana scorsa di bullismo e di cyberbullismo. La figura del pedagogista ha proprio questo ruolo, come anche quello di affiancare gli insegnanti, perché non dimentichiamoci che gli insegnanti, oltre a occuparsi della didattica, hanno anche il ruolo pedagogico, cioè quello Certo. di occuparsi un po' a 360 gradi in quelle ore che hanno a disposizione per stare con i ragazzi, anche di tutte le problematiche che sono legate al ruolo del bambino. Quindi non si può pensare di fare soltanto didattica, ma ci vuole un occhio d'attenzione anche ai problemi. E su questo tema, come hai già anche detto e avvalorato, non si può caricare solo gli insegnanti di tutte le responsabilità, ma Esatto. bisognerebbe appunto, Ci vuole un come stai professionista. sostenendo Sì, tu, sì, un professionista che dia una mano loro nella crescita, nell'insegnamento e nell'affiancamento in qualche maniera di tutti questi ragazzi, che chiaramente poi sono il futuro. Ognuno poi nel proprio futuro in qualche maniera gestisce la totale delle risorse, cioè ognuno di noi ragazzo che poi ovviamente dietro ha una famiglia, però anche la scuola e le istituzioni, soprattutto l'istituzione scuola, deve tornare, perché forse si è perso questo, deve tornare ad avere un ruolo principale, protagonista. Assolutamente Perché sì. questo ha perso un po' la scuola negli ultimi Sì, sì. decenni, Sì, non solo sì, sì. anni, In decenni. nome dei diritti posso
allargando la polemica, Sta già parlando, lei chiede posto, in nome è già dei iniziato. diritti degli alunni, e sono d'accordo con te, si è perso i veri valori, perché non è vero, la libertà è importante, ma non bisogna mai confondere le gerarchie dei valori. Dico bene. Ci dobbiamo bene. fermare, dici Assolutamente benissimo, caro Presidente Mameli, in questo caso ti do del tu, sdoganato dalla tua carica Sono istituzionale. molto laico. Bene, io. dove stai guardando? In camera, meno male, fortunatamente sono a parte la scritta, Attenzione, voglio Sì, vedere quante mi volte vogliono compare sanzionare, quella scritta. mi vogliono Esatto, sanzionare. una multa ogni volta che guardi fuori Grazie. da dove dovresti guardare, cioè dalla telecamera. Detto ciò, 391 414 2741 se volete mandare i vostri messaggi anche legati a questo tema, o se anche volete solo contribuire a questa trasmissione facendoci partecipi di quella che è stata, attraverso una foto, un video, piuttosto che anche un messaggio, appunto, la vostra Pasquetta. Mandateci i vostri selfie, che non sarebbe male. Ho visto Silvio che ne ha fatto uno Sì, con la Pascale ho visto, e un'altra che non ho capito chi fosse. Beh, però si è fatto un selfie, non capisci? si fa mancare nulla. Non si fa mancare niente proprio. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, sempre con Daniela Noli, ma al telefono avremo anche un altro ospite per parlare di un altro progetto molto interessante che si intitola Pasto Buono. Vi spieghiamo che cos'è tra qualche minuto. Riprendiamo il viaggio in questo martedì 22 di aprile, andiamo subito al telefono, abbiamo già l'ospite che vi abbiamo preannunciato, cioè il direttore dei servizi alberghieri di Tirrenia, Marco Berardozzi. Buongiorno Marco. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Grazie per Grazie. averci concesso questi minuti e per aver accettato il nostro invito per parlare di Pasto Buono. Che cos'è Pasto Buono? Lascio dire a te. Sì, Pasto Buono è un'iniziativa di cui Tirrenia si rende orgogliosa per aver siglato questo accordo con Qui Foundation, che è una fondazione appunto che si impegna a distribuire i pasti invenduti e comunque perfettamente sani presso le varie strutture caritatevoli, e in questo caso noi come Compagnia Italiana di Navigazione ci siamo messi a disposizione, quindi siamo molto contenti ed orgogliosi di aver siglato questo accordo con loro per donare il cibo che normalmente rimane invenduto ma in perfette condizioni a bordo delle nostre navi sociali. Certo, è sicuramente un progetto intelligente, direi, visto il quantitativo di spreco che molto spesso accade, ma anche magari non per volontà di chi poi quel cibo non lo può distribuire, ma perché ovviamente magari vengono preparati più pasti di quelli che sono necessari, ma bisogna essere sempre pronti anche sotto quel profilo, e quelli intonsi, quelli che come dicevi tu non hanno subito nessun tipo di alterazione, vengono poi consegnati alla Croce Rossa e distribuiti alle persone in difficoltà. Se facessero, guarda Marco, credo tu sia d'accordo con me, questo anche tutte le caserme militari con le corvée cucina e lo spreco che io ho visto quando feci il militare tanti anni fa, ormai nel 1994, Adesso è cambiato, Matteo, ho capito, sarà cambiato, ma se anche tutte le altre, le mense delle aziende, insomma qualunque mensa facesse questa operazione, forse si risolverebbe il problema della fame di chi sta meno bene, no? Ma sicuramente sarebbe un apporto importante. Ora spero che il nostro sia innanzitutto un esempio e un modello da seguire, visto che siamo la prima compagnia di navigazione ad aderire a questo progetto molto importante, come le ripetevo, per il quale vorrei ringraziare anche e soprattutto i nostri partner catering che si sono messi a disposizione, Certo. e sono Luise Catering di Napoli e GV Ship Catering di Palermo. E ci tenevo a dire che poi noi cercheremo di coprire, così come siglato nell'accordo, tutto il territorio nazionale, ovvero i porti dove noi abitualmente ormeggiamo le nostre navi, che vanno da Genova a Cagliari, Civitavecchia, Napoli, Palermo, e poi a seguire Olbia, Porto Torres e così via. Insomma, tutte le vostre tratte chiaramente. Marco, noi ti ringraziamo per avercelo raccontato. Pasto Buono, una buona idea, un buon viatico per almeno alleviare le sofferenze di chi è in difficoltà da un punto di vista alimentare. Grazie a Marco Berardozzi. Grazie, buona giornata. Ciao Marco, direttore dei servizi alberghieri di Tirrenia. Beh, mi sembra un'ottima iniziativa, no? Parliamo di educazione, anche l'educazione sotto questo profilo, ad aiutarsi, perché poi qui in questo periodo bisogna pensare veramente a rispolverare quei famosi detti: l'unione fa la forza. Se ci si unisce in più strutture che possono dare una mano a chi è in difficoltà, forse la metà dei problemi li risolveremmo. Direi di sì, assolutamente, anche perché altrimenti sarebbero alimenti che finirebbero buttati. Ma quanto spreco, io sarebbe giuro, veramente io uno giuro. spreco. Io ricordo, adesso forse poi lei il presidente dice sono cambiate le cose.
ci credo in parte, però secondo me le caserme, io quando feci il militare e le corvée cucina, cioè a lavare le pentole come tutti quelli che hanno fatto il militare, non voglio neanche riportare i numeri, ma quanto spreco di cibo intonso. Ma anche le mense universitarie. Adesso, Daniela, tu parli bene rispetto al tuo periodo, siccome adesso anche l'esercito, per non dire tutti i settori militari, hanno pochi soldi, c'è una rigidità nel controllare, quindi nulla si spreca più. Sono finiti i tempi dello spreco. Bisognerebbe fare come fanno quelle attività di ristoro, diciamo, che arrivano dall'Oriente e sono arrivate in Italia, che propongono l'all you can eat, cioè mangi quanto vuoi e paghi sempre lo stesso tipo di prezzo. Però attenzione, c'è una regola ferrea che dice: se tu ti riempi il piatto, lo fai troppo e lasci e avanzi la roba, paghi quello che addirittura che non hai l'esercito consumato. vuole affidare a privati la gestione delle mense, e sai che i privati nulla buttano. Ecco perché ti dico, stanno cambiando le cose anche all'interno delle forze armate. Vabbè, questo poi a Daniela chiaramente può interessare relativamente. No, beh, è sempre importante, perché comunque voglio dire, sì, c'è gente che non riesce ad arrivare alla terza settimana, esatto. quindi voglio dire, Sì, sono famiglie che non riescono a portare avanti i propri figli Esatto. con i dovuti modi, perché non hanno da dargli da mangiare. Non è un problema da Ne sottovalutare. abbiamo parlato direi. prima, sempre più famiglie sarde senza reddito, quindi appunto, questo appunto, è il dato che ci deve allarmare, ci deve far pensare che bisogna mettersi in moto per risolvere, non solo parlare delle questioni, ma anche risolvere laddove, nei palazzi dove si devono risolvere. Noi qua possiamo fare da ripetitori o da balconcini per segnalare, e poi ci sono i posti, quelli deputati a risolvere questi problemi. Bravissima. Invece, a proposito di pedagogisti, pedagogia, la laurea in pedagogia in questi ultimi anni, i laureati che scelgono questa branca sono un po' calati, mi dicevi anche scienze fuori della onda. Formazione, sì, sono diminuiti. Vabbè, è un trend generalizzato, cala il numero degli iscritti. Ma perché si crede meno alla figura del pedagogista, come abbiamo detto finora, si sbaglia, si confonde con lo psicologo, e quindi gente si iscrive in più in psicologia che in pedagogia? Ma diciamo che c'è nella fase dell'orientamento poca attenzione forse nello spiegare che cosa si può fare poi con la laurea del pedagogista, e quindi si pensa che possa soltanto avere a che fare con i bambini. C'è un decremento demografico, quindi non si pensa più che possa essere una professione che possa dare la possibilità alle persone di avere un'autonomia poi di carattere economico. È anche vero che l'università forse nella fase dell'orientamento non fa sufficienza da questo punto di vista, cioè non spiega quali sono le varie branche entro le quali il pedagogista si può muovere. Abbiamo visto che è di carattere sociale, giuridico, scolastico, familiare, quindi insomma sono tanti gli aspetti. E poi le istituzioni non hanno fiducia nel pedagogista, perché, ripeto, quando devono fare progettazione, invece di affidarsi al pedagogista che ha le competenze professionali e le capacità per farlo, delegano ad altre figure che però nulla hanno a che fare con quello che è il compito poi che vanno ad assolvere. Come si può rompere questa situazione sul piano culturale? Sensibilizzando le istituzioni. Noi abbiamo fatto, quando ero presidente dell'ERSU l'anno scorso, un ciclo di seminari proprio in collaborazione con l'università e con l'ANPE, proprio per cercare di far capire alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai ragazzi, quali sono le prospettive con una laurea in scienze della formazione. E questo vuol dire anche che, se viene recepito il messaggio, nel momento in cui vengono fatti dei bandi pubblici, invece di continuare a mettere la figura dello psicologo, che va benissimo, però con quelle competenze specifiche, venga anche inserita quella del pedagogista. In pochissimi bandi si vede la richiesta della laurea in pedagogia o in scienze della formazione. Abbiamo giusto 30 secondi per arrivare a chiudere questa chiacchierata di questo martedì, poi tanto ci ritroveremo la settimana prossima, perché insomma con Daniela è bello e piacevole, e abbiamo instaurato questo appuntamento settimanale, lo facciamo e lo faremo ancora per un po' di settimane, e le attività collaterali, che sono un po' quelle che hanno magari dato noia anche al pedagogista stesso, tipo life coach, mental coach, sono tutte branche che vanno più o meno ad affiancarsi, che nascono dal concetto della pedagogia, no?
Ma guardate, la figura del pedagogista esiste praticamente dall'antica Grecia, che Infatti, era colui parlavamo che prima, accompagnava di mentore il prima. ragazzo. Ecco, diciamo che sono modi diversi di chiamare la stessa figura, solo che la figura del pedagogista, che poi è evoluta appunto in una facoltà di scienze della formazione, perché è anche giustamente, perché il pedagogista viene da pais paidos, quindi il piccolo, il bambino, il giovane, mentre la figura del pedagogista abbiamo visto che abbraccia il settore che va dal bambino fino all'adulto, si è trasformato in scienze della formazione. Questa scienza della formazione però, siccome non ha un nome probabilmente che è così appetibile o orecchiabile nei tempi moderni, non è accattivante, lo si chiama life coach e tante altre salutiamo cose. anche i nostri che sono passati da queste parti, tipo Efisio Crabo. Detto ciò, ci fermiamo. Tra 7 giorni torneremo ad affrontare un altro pezzettino di argomento legato a questo lungo filone della pedagogia con Daniela Noli, che ringraziamo. Grazie Tornate a voi. in splendida forma Grazie, dopo una cara Pasqua, una amica. Pasquetta rilassanti in famiglia e con gli amici. Noi adesso ci becchiamo il nostro 2 dell'abitacolo per chiudere quest'ora e tra poco non perdetevi l'appuntamento di questa settimana con la YouTube compilation, perché ci sono dei video, D'accordo, ma dei video. sono curiosissimo, Matteo. Infatti rimanga curioso. A tra poco.